Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo le previsioni per questo mercoledì 25 marzo 2020 e cosa possiamo attenderci dalle costellazioni in questo giorno. Prima però, come di consueto, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non lo avete fatto e ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Grazie. Dunque questo giorno governato da Mercurio, un giorno di grande movimento mentale oppure grande dinamismo, molte idee, favella, dunque sapremo bene parlare, mediare questa arte o questa spinta alla comunicazione oggi sarà assolutamente dedicata a raggiungere probabilmente le persone lontane, oggi amici, fratelli, cugini, insomma i contatti con la cerchia un po' più ristretta. È una giornata, tra l'altro, movimentata anche nelle cose da fare, probabilmente. Oggi c'è un grande dinamismo, un grande fermento. È anche possibile che contrastando con la costellazione che per prima viene visitata dalla Luna oggi, vale a dire la stella Capopesci, che è di un elemento non simpatico, dunque non collabora benissimo con l'aria di Mercurio attraverso la costellazione Gemelli, forse un po' più con Vergine, dunque che occultamente appartiene all'influsso di Mercurio, dunque è del mercoledì. Abbiamo dunque sì grande slancio nel fare le cose, ma probabilmente saremo poco costruttivi. È possibile che appunto inizieremo mille cose e non le porteremo a termine, anche perché probabilmente ci prenderemo o di confusione o di pigrizia o insomma qualcos'altro ci depisterà. La giornata comunque apre molto positivamente, molto favorevolmente, con due ottime costellazioni, Pesci e Sagittario, che in tempi diversi avrei detto che sicuramente avrebbero dato modo a tutti oggi di spostarsi di più, di doversi muovere di più in una giornata come questa. È chiaro che le previsioni che noi facciamo sono su base lunare e dunque parlano proprio del quotidiano, delle cose spicciole alla portata di tutti noi, ma anche di quelle che sono le emotività, le sfumature più sentimentali delle questioni del nostro quotidiano. Non ha molto a che spartire con invece l'astrologia, quella tradizionale, classica, che invece va a guardare la posizione dei pianeti nelle case, i transiti, eccetera. Dunque, oggi abbiamo e riceviamo questi influssi che, visto la contingenza di questo periodo, dovremmo tradurre verso altri significati e dunque possibilità che questi viaggi, questi spostamenti che avremmo fatto in una giornata con due costellazioni così che parlano appunto di lidi e territori lontani, di viaggi anche oltreoceano, in realtà ha aggiunto poi il carico che porta Mercurio con la sua grande energia, col suo dinamismo. Oggi dunque i viaggi saranno più mentali che altro, considerato anche appunto quello che stiamo sperimentando e vivendo in questi giorni. È possibile anche che in una giornata come questa la nostra fede, la nostra spiritualità trovi dei momenti contrastanti, dunque anche qualche alto e basso, qualche colpo magari dato appunto dalla situazione e dalle riflessioni che sorgono in un periodo in cui non stiamo capendo bene cosa succede. La giornata comunque, come ho detto, parte molto bene con queste due ottime costellazioni, ha un pomeriggio, una tarda mattinata un po' più scarsa, ma chiude di nuovo in bellezza in serata. Dunque aspettiamoci un andamento piuttosto altalenante. Mi raccomando, attenzione perché in una giornata come questa, dove c'è una conseguenza fra Ariete, Libra, Cancro, queste costellazioni invitano alla prudenza, soprattutto nei confronti di amici o nella possibilità che
aiutandoli. Le conseguenze probabilmente saranno di natura economica nel seguito e a nostro danno, dunque non che si resti in grosse difficoltà, perché le costellazioni che seguono parlano comunque di una bella ripresa e di una tranquillità, soprattutto dal punto di vista materiale ed economico, però di una certa mancanza che potrebbe poi avvenire alle nostre risorse per aver magari agevolato qualcun altro. Ad ogni modo questo non significa che dobbiamo diventare egoisti oggi, significa solo attenzione di non fare il passo più lungo della gamba, diamo in base alla reale possibilità per non aiutare qualcun altro e poi metterci in difficoltà noi. È giusto aiutare, assolutamente, in questo periodo è importante anche una parola di conforto, anche la possibilità di strappare un sorriso a qualcuno, perché la paura purtroppo dilaga e questo è un peccato. Dunque in una giornata come questa, dove comunque la costellazione che apre il viaggio della Luna in questo giorno è comunque Pesci e spinge all'empatia, alla compassione e a entrare in sintonia con gli altri sotto un profilo emotivo, bene, oggi facciamolo più di altre volte. Questo ci fa sentire sempre molto umani e molto vivi, è importante. Grazie dunque per avermi ascoltato fino qui. Vi invito ancora una volta, se non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, vi invito ovviamente ad iscrivervi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene, io vi ringrazio e noi ci ritroviamo qui con le previsioni del 26 marzo o domani sempre alla stessa ora. Un grande abbraccio dalla vostra Hilde.